15.000 cartoline firmate da pendolari e utenti di tutto il Veneto contro i tagli per migliorare il servizio su treni, autobus, pullman e vaporetti. Con questo bagaglio a mano si sono avviati per le calli i rappresentanti delle 7 sigle sindacali di dipendenti del trasporto pubblico regionale, firme raccolte in tutto il Veneto e consegnate alla giunta Zaia. Rumoroso il corteo è arrivato a Palazzo Balbi, dove è stato ricevuto dall'assessore alla mobilità Renato Chisso. Riportiamo 15.000 utenti lavoratori che hanno firmato per chiedere stop ai tagli e un'idea di servizio che poggi su più treni, più bus, più qualità a bordo a terra, meno sovraffollamento, un orario cadenzato che funzioni. Ma non solo, alla giunta i sindacati chiedono di ripristinare il fondo trasporto a livelli del 2011, aggiungendo alla quota prevista 23 milioni di euro. Siamo dalla stessa parte, ha ribadito ai sindacati l'assessore Chisso, che si è impegnato a bussare alle porte di Roma per rimpinguare i 406 milioni di euro assegnati al Veneto. Fondamentale adesso è partire con l'orario cadenzato, che dalla data fissata inizialmente a giugno slitterà intanto a settembre. Il biglietto unico, presto per parlarne. Da settembre a novembre comincia a entrare in esercizio. E per quanto riguarda il biglietto unico, se oggi noi dovessimo introdurre il biglietto unico, che è una bella parola d'ordine, provocheremo degli aumenti tarifari, soprattutto nei confronti degli abbonati. L'obiettivo è quello di non toccare le tasche ai nostri concittadini, soprattutto pendolari, che utilizzano questo servizio.